Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque anche per questa edizione del nostro giornale un'ampia pagina dedicata alle europee e alle amministrative. Iniziamo dalle europee perché in Calabria il Movimento 5 Stelle è il primo partito, ma anche nella nostra regione si registra un exploit della Lega. Il partito più votato in Calabria in questa tornata per le europee è il Movimento 5 Stelle, con il 26,69% che subisce però un tracollo rispetto alle politiche del 2018 quando ottenne il 43,37%. Anche nella nostra regione tuttavia si registra un exploit della Lega che rispetto alle politiche dello scorso anno guadagna circa 17 punti e si attesta al 22,61% delle preferenze. Nelle precedenti consultazioni per le europee il partito di Salvini ottenne appena lo 0,74%. Il PD resta alla terza forza con il 18,25% in ripresa sulle politiche quando ottenne il 14,34%, ma lontano dal 35,80% delle europee del 2014. In calo Forza Italia che alle politiche 2018 aveva ottenuto il 20,12% e oggi si attesta al 13,32%. Alle europee del 2014 prese il 19,61%. Balzo in avanti anche del partito di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia ottiene il 10,26% a fronte del 4,56% di un anno fa e del 3,62% di 5 anni fa. Scarsa l'affluenza alle urne per le europee con il 44,02% contro il 46,07% del 2014 e il 63,64% delle politiche. Per quanto riguarda le preferenze, Matteo Salvini è il politico più votato in Calabria. Lo hanno scelto 42.820 elettori. Segue l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle uscente Laura Ferrara che con 42.037 preferenze prende 6 volte i voti in più della capolista Maria Chiara Gemma scelta da Di Maio. Laura Ferrara inoltre ottiene il doppio dei voti rispetto a Silvio Berlusconi di Forza Italia, il terzo più votato in Calabria con 25.481 preferenze. Grande risultato per Fratelli d'Italia, anche se la capolista Meloni, 23.650 voti, viene superata da Domenico Nesci che ottiene 25.463 preferenze. Nel PD ottimo risultato per il presidente della provincia di Cosenza Franco Iacucci che ottiene il 22,13%, è stato il più votato della lista. In Calabria solo settimo il capolista Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia. E la Lega è il primo partito e ottiene il 35,33% a Rosarno, il paese del Reggino che negli anni ha ospitato migliaia di migranti impegnati nella raccolta degli agrumi. Anche a San Ferdinando la Lega è il primo partito ottenendo il 26,11% dei consensi. Ma sempre per le europee vediamo i risultati ottenuti dai partiti in altri centri calabresi. Anche a Riace la Lega di Matteo Salvini è il partito più votato per le europee. Nel comune del Reggino guidato fino a pochi mesi fa da Mimmo Lucano e noto in tutto il mondo per il modello di accoglienza e integrazione dei migranti, la Lega ha ottenuto un 30,75% delle preferenze. Al secondo posto si piazza il Movimento 5 Stelle con il 27,43%, mentre il PD ottiene il 17,39%. Ma il paese più leghista in Calabria è San Pietrino Amantea, dove il partito di Salvini raggiunge il 59,7%. 3 capoluoghi di provincia, 3 su 5 vanno ai 5 Stelle, cioè Catanzaro, Cosenza e Crotone. Il PD è invece il primo partito a Reggio Calabria, mentre a Vibo vince la Lega. Altre curiosità riguardano San Lucido, dove il partito più votato è stato quello dei Popolari per l'Italia, che conquista il 28%, e Saracena, sempre nel Cosentino, dove la sinistra ha ottenuto il 38,4%. A Versino, invece, nel Crotonese, il simbolo più votato è stato quello di Europa Verde, con il 29,9%. Esploit di Fratelli d'Italia a Laureane di Borrello con il 56,9% e Platì con il 48,5%, mentre a Calanna nel Reggino il partito più votato è stato Casa Pound che ha ottenuto il 32,6% delle preferenze. Ma riflettori accesi soprattutto sulle amministrative in questa tornata. Rende al ballottaggio tra Manna e Principe, mentre a Vibo i risultati ovviamente non sono ancora ufficiali, ma dei numeri si evince una vittoria al primo turno di Maria Limardo. Sentiamola. Il distacco c'è. Credo che sarà confermato, perlomeno questo è certamente il mio auspicio. Ma più che il mio auspicio immagino che sia l'auspicio della città,
che mi ha sostenuta in questi mesi, mi sono sentita veramente sostenuta e sospinta davvero, non dal vento della vittoria perché la parola è brutta, ma dal vento del cambiamento, perché la città ha veramente voglia di cambiare, voglia di andare avanti. Mi corre obbligo ovviamente di ringraziare gli amici che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale, se il dato sarà confermato evidentemente, il senatore Mangialavori su tutti, che ha voluto fortemente la mia candidatura, ma anche i partiti e i movimenti civici che mi sono stati vicino e i candidati che sono stati davvero preziosi. C'è tanto lavoro da fare per questa città, bisogna subito rimboccarsi le maniche. Assolutamente, c'è tanto lavoro da fare, dobbiamo andare avanti con l'aiuto di tutti. Davvero con l'aiuto di tutti, a cominciare dalla necessità di conferire decoro, dignità, bellezza, pulizia, innanzitutto da questo, poi il resto verrà dopo, ma nell'immediatezza senza dubbio sarà questo il primo obiettivo. A Riace il nuovo sindaco è Antonio Trifoli, battuta la candidata sostenuta da Mimmo Lucano, Maria Spanò. Anche le amministrative dunque a quanto pare segnano la fine del modello Riace. La Lega è il primo partito nel paese diventato simbolo dell'accoglienza dei migranti e non solo per le europee, anche per le comunali vince il sindaco sostenuto dal partito di Salvini e così il risultato delle urne ha sancito la vittoria di Antonio Trifoli che ha battuto Maria Spanò, la candidata sostenuta dal sindaco uscente Mimmo Lucano, candidato a consigliere comunale, attualmente in regime di divieto di dimora per il suo coinvolgimento in un'inchiesta della Procura di Locri per presunte irregolarità nella gestione dei progetti di integrazione dei migranti. I cittadini di Riace dunque hanno scelto di voltare pagina. Per Trifoli il 40% delle preferenze, al secondo posto Maria Spanò col 33% e al terzo posto Maurizio Cimino col 27%. Anche le amministrative segnano così la fine del modello Riace, un modello di accoglienza di cui l'ex sindaco Mimmo Lucano era diventato simbolo. Adesso la sua battaglia continuerà nelle aule giudiziarie, ma il risultato delle urne sancisce la fine della sua esperienza che più lo ha caratterizzato a livello politico e l'ex sindaco Lucano non ce l'ha fatta ad entrare in consiglio comunale. E ci sono le prime parole di Mimmo Lucano che ha detto sono triste ma bisogna prendere atto che la vita è così. Appunto in questo modo Lucano ha commentato l'esito del voto che l'ho visto escluso dal Consiglio Comunale di Riace. Adesso, visto che non c'è più il pericolo di reiterazione del reato, ha aggiunto Lucano, spero di recuperare la mia condizione di libertà e poi ritornare. A mio avviso il processo legato all'accoglienza potrà ricominciare perché non è legato alla gestione degli enti locali. E c'era una grande attenzione anche per quanto riguarda l'esito del voto a San Luca, comune commissariato dal 2013 per infiltrazioni mafiose. Ebbene, è stato eletto finalmente un nuovo sindaco, si tratta di Bruno Bartolo. Bruno Bartolo è il nuovo sindaco di San Luca. L'infermiere in pensione batte il massmediologo Klaus Devi. Lo spoglio è iniziato in ritardo. Dopo la pausa seguita allo scrutinio per le europee, infatti, alle 14 i presidenti non si erano presentati nei 4 seggi allestiti nel centro della Locride. Alla fine, però, le operazioni di spoglio, anche se in ritardo, sono riprese normalmente e dalle urne è emersa la netta vittoria del candidato locale. Con l'elezione di Bruno Bartolo, il comune di San Luca, commissariato dal 2013, dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, torna così ad avere un sindaco. E c'è la dichiarazione anche di Klaus Davi che dice il voto a San Luca è stato un trionfo della democrazia, la missione è compiuta, mi sono candidato un anno fa con l'obiettivo di riportare la legalità e il diritto nell'indifferenza generale della politica, dei media e delle istituzioni romane, sono riuscito nel mio intento, ora c'è un nuovo sindaco, il mio amico Bruno Bartolo che governerà nei pieni poteri, appunto lo ha affermato in una dichiarazione il massmediologo Klaus Davi che appunto era il candidato sindaco sconfitto appunto di San Luca. E continuiamo con i risultati in altri centri, sempre per le amministrative, in altri centri della Calabria. Andiamo a Roseto Capospulico dove c'è stata la riconferma per il sindaco uscente. A Roseto Capospulico riconfermata l'uscente Rosanna Mazzia. Applausi, un omaggio floreale e grande festa per il sindaco dopo il risultato delle urne. Il primo pensiero è un ringraziamento ai miei concittadini, alla mia famiglia, a tutta questa comunità
che mi sta intorno, che non è solo quella di Roseto e che ha tifato per me anche dall'esterno. Tanto lavoro, tanta serietà e tanta dedizione. E ascoltiamo adesso anche le prime parole del riconfermato sindaco di Mendicino, Antonio Palermo. Dopo un testa a testa, alla fine il sindaco uscente di Mendicino, Antonio Palermo, riesce ad ottenere più voti rispetto al suo competitor Francesco Gervasi e così per Palermo arriva la riconferma. La cosa che mi dà più orgoglio è che credo di essere il secondo, cioè di essere il primo sindaco nella storia di Mendicino a essere rieletto 2 volte con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, quindi sono molto contento di questa cosa qui e l'impegno di questi anni lo voglio portare avanti anche nei prossimi 5 anni per una città che deve continuare a cambiare come è avvenuto in questa consigliatura. E riconferma anche per il sindaco uscente di Rocca Imperiale, ascoltiamolo. Giuseppe Ranù è stato riconfermato alla guida del comune di Rocca Imperiale. Il risultato delle urne premia dunque il lavoro fatto dall'amministrazione uscente negli ultimi 5 anni. Questa affermazione parte da lontano da un grande lavoro che abbiamo fatto nel corso di questi 5 anni e soprattutto dalla capacità che abbiamo avuto di mettere in campo principi di trasparenza e di legalità. Allo stesso tempo questa è una festa popolare, noi siamo stati un'amministrazione che non ha fatto patti con nessuno, ma ha semplicemente sposato il progetto della gente. Tra le tante cose che faremo, noi inizieremo una grande battaglia per l'acqua e per gli agricoltori che ne hanno ovviamente necessità e bisogno, perché non possiamo assolutamente sottostare ai ricatti di nessuno, la mia gente mi ha scelto anche per questo. Iniziamo da lì e poi dal waterfront e tutto il resto, per come abbiamo detto. E chiudiamo per il momento quest'ampia pagina dedicata alle europee e alle amministrative. Ovviamente continueremo ad aggiornarvi sui risultati del voto negli altri centri chiamati alle urne. Siamo alla cronaca, intanto c'è questa notizia, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro la soluzione decisa in primo grado dell'ex sindaco di Isola Caporizzuto Carolina Girasole e del marito Francesco Pugliese dall'accusa di turbativa d'asta e voto di scambio politico-mafioso in relazione all'utilizzo dei fondi POR. Assolti anche l'ex assessore Domenico Battivaglia e il dirigente comunale Antonio Calabretta, accusati di turbativa d'asta e abuso d'ufficio. Adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Tanta paura ma fortunatamente nessun danno per una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.8 registrata nella notte tra il Vibonese e la piana di Gioia Tauro dai sismologi dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ad una profondità di soli 10 km. Il sisma è stato avvertito in tutto il Reggino, il Vibonese e anche in buona parte del Catanzarese. Incendio nella notte poco dopo le 3 a Cosenza in via Serra Spiga. Le fiamme hanno interessato un bagazzino seminterrato. L'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza ha consentito di circoscrivere il rogo evitando il propagarsi delle fiamme al restante edificio. Indagini in corso sulle cause dell'incendio. Dolore e sconcerto a Crotone dopo l'incidente costato la vita ad un trentenne. L'uomo stava raggiungendo il seggio elettorale a Capocolonna dove era stato nominato scrutatore. Durante il tragitto ha perso il controllo dell'auto finendo contro un muro. È morto poco dopo il ricovero in ospedale. Stalking, la squadra mobile di Cosenza ha notificato ad un 42enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. L'uomo avrebbe perseguitato la ex con l'invio continuo di messaggi e seguendola in ogni spostamento, un comportamento che ha provocato nella donna uno stato di ansia e paura. Sfiorato il jackpot del Superenalotto a Reggio Calabria dove un giocatore ha centrato un 5 e portato a casa oltre 23.000 euro. L'ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno con un sistema che ha distribuito 51 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Calabria l'ultimo 6 è stato realizzato ad ottobre del 2016 con 165 milioni vinti a Vibo Valencia. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Castrovillari per la 20ª edizione della Primavera dei Teatri.
È iniziata a Castrovillari la grande festa dei 20 anni di primavera dei teatri, il festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea, ideato da Scena Verticale con la direzione artistica di Saverio Laruina, Dario De Luca e quella organizzativa di Settimio Pisano. C'è una fibrillazione proprio della gente, interesse proprio che aspettano per fare una scorpacciata, ma veramente una scorpacciata di cose belle, di spettacoli importanti. Dopo la conferenza stampa mattutina, spazio ai piccoli spettatori con Primavera Kids, il cartellone dedicato ai bambini. Al Teatro Sibaris è andato in scena Biancaneve, la vera storia, la celebre fiaba dei fratelli Grimm raccontata ai ragazzi senza edulcoranti e senza bugie. I bambini hanno avuto l'occasione di essere portati per mano dietro le quinte della storia, lì dove prendono forma e vita i personaggi. Ad inaugurare invece il cartellone della 20ª edizione di Primavera è stato il poliedrico artista di fama internazionale Jean Fabre con il suo nuovissimo lavoro The Night Ride, giornale notturno, autobiografia intima e provocatoria del regista belga, a cui l'attore Lino Musella ha dato corpo e voce. Lavorare con lui è stato decisamente forte e bellissimo, nel senso sia per l'incontro che era già avvenuto leggendo i suoi materiali in parte, e poi il lavoro con lui è stato denso da un punto di vista artistico, perché comunque non deve essere semplicissimo vedere qualcuno in scena che non parla la tua lingua, che come dire, interpreta te. E adesso le previsioni del tempo. Inizio settimana di stampo quasi autunnale sulla nostra regione, caratterizzato da un peggioramento causato da un vortice di bassa pressione in risalita dal Nord Africa, che si posizionerà tra la Sardegna e la Sicilia per alcune ore, per poi continuare la sua risalita verso nord-est. I fenomeni risulteranno più intensi sui versanti ionici del Catanzarese, del Cortonese e aree del Pollino. Domani cielo generalmente nuvoloso sui versanti tirrenici ed interni del Cosentino e del Catanzarese, con piogge sparse localmente anche a caratteri di rovescio temporale. Sui versanti tirrenici del Viborese e del Regino parzialmente nuvoloso con possibili piogge. Altrove cielo parzialmente nuvoloso e temperature in calo sul Cosentino, ma in aumento sui versanti ionici crotonesi e stazionari altrove. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mari generalmente molto mossi, con venti che spireranno moderati di direzione occidentale sul Mar Tirreno e dei quadranti meridionali sul Mar Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.it anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.